baccalà, mandarino e peperone. Noi abbiamo voluto rendere più vicino alla stagione calda un piatto della tradizione partenopea. Il baccalà con l'insalata di rinforzo, uno zabaione, in effetti è una salsa olandese, con succo di mandarino, olio e non burro, un'insalata di verdure chiffonade un po' all'orientale, un agrodolce semplicissimo fatto con tutti gli scarti carota, sedano, cipolla rossa, mandarino sì, ma anche un po' di frutto kumquat con la sua freschezza naturale. Un po' di zenzero lo metteremo nell'insalatina quando la andremo a friggere. Prima di tutto, forno a vapore, baccalà, via dentro. 70 gradi, 4 minuti. Preso dal forno, i suoi 4 minuti lo lasciamo riposare un attimo, in maniera tale che la temperatura arrivi fino a circa 50 gradi. I peperoni cotti classicamente al forno faranno scivolare giù un po' di succo, quel succo sarà leggermente caramellato, mettiamo una punta di piccante, un po' di zucchero e un po' di aceto. Ecco qua, succo di peperone caramellato. Abbiamo la necessità di realizzare una tempura, noi la facciamo a sifone, quindi le verdure semplicemente a julienne, mettiamo un pizzico di sale e poi una grattugiatina di zenzero fresco. Mettiamo una spolveratina di farina, anche per il profumo che viene fuori, e via la nostra tempura a sifone. Gli ingredienti della tempura sono in questo caso una farina di riso orientale e un po' di farina debole. Dopodiché acqua gassata, andiamo a friggere. Carota, sedano, daikon e un po' di zenzero. Cerchiamo di raccogliere vicino il nostro fritto, che sarà etereo e sicuramente poco grasso. Abbiamo tirato fuori dalla friggitrice questa cialda, la appoggiamo qui, sarà il nostro side di accompagnamento al baccalà, e la completiamo con gelatina di carpione, un agrodolce un po' speziato, definiamolo così, qualche germoglio di daikon, dare un po' di piccante, e completiamo il piatto invece con il baccalà, così. Lo appoggiamo qui nel piatto il primo pezzo, posizioniamo anche l'altro, mettiamo su queste vele di peperone arrosto che sono state fatte asciugare leggermente al forno per dare un'altra consistenza al palato, perché il peperone mi piace quando sia carnoso, e lo mettiamo sopra il baccalà. Questo è il nostro kumquat, ci dà un po' di freschezza acida un po' diversa. Mettiamo qualche fogliolina di aneto per chiudere, il nostro mandarino a sifone, in questo caso è un olandese, chiudiamo con qualche goccia di piccante agro sui peperoni. Come vedete il nostro baccalà di rinforzo è completato e lo abbiniamo a tavola ai nostri commensali col nostro cachiaggio di verdure. Mi raccomando, fate i bravi!